La richiesta relativa al riconoscimento dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera quale presidio in zona disagiata ufficialmente è stata inoltrata al Ministero della Salute. Merita doverosi ringraziamenti. A comunicarlo è l'onorevole Carmelo Pace della Nuova Democrazia Cristiana. Alla firmataria del documento anzitutto l'assessore alla salute Giovanna Volo e ai componenti dello staff che hanno mostrato competenza, concretezza e sensibilità per la tematica, un sentito ringraziamento per la professionalità e il prezioso contributo va anche al commissario dell'ASP Zappia. La richiesta al Ministero in oggetto, dopo l'autorizzazione all'istituzione del pronto soccorso generalista, va correttamente e opportunamente nella direzione auspicata, conferma la bontà del lavoro di squadra messo in campo finora con i cittadini, comitati e istituzioni uniti nella stessa direzione. La richiesta ufficiale, al netto di queste interpretazioni e opinioni legittime, contempla, in caso di esito favorevole del Ministero, i seguenti reparti, che saranno operativi presso l'ospedale Parlapiano di Ribera, cioè quello di medicina, chirurgia, cardiologia, radiologia, ortopedia, pneumologia, terapia intensiva, lungodegenza, riabilitazione, infettivologia e laboratorio di analisi per un totale di ben 116 posti letto. Questa iniziativa è parte integrante di quel rafforzamento dell'offerta sanitaria territoriale degli ospedali di Sciacca e di Ribera che coinvolgono unitamente una comunità molto vasta. L'ospedale di Ribera ha bisogno dell'ospedale di Sciacca per potersi sorreggere e l'ospedale di Sciacca ha bisogno dell'ospedale di Ribera. Il servizio prestato dalle due strutture ospedaliere esprime una visione comune. Il commissario Zappia, a cui va il mio vivo apprezzamento, continua l'onorevole Carmelo Pace, sta proseguendo la sua azione per il potenziamento dell'ospedale di Sciacca, con i relativi concorsi e il potenziamento delle unità operative per l'apertura anche del reparto di neurologia. L'ospedale di Sciacca è riferimento naturale di tutto il territorio e mi batterò di concerto con i colleghi parlamentari, in Brins, continua Pace, con l'onorevole La Rocca Ruvolo e con l'onorevole Catanzaro, nelle sedi opportune affinché diventi polo d'eccellenza sanitaria e grazie al lavoro in sinergia di tutte le forze e le risorse professionali civiche e politiche presenti sul territorio stanno arrivando i primi risultati nell'esclusivo interesse del diritto alla salute dei cittadini.